Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò come finire GTA San Andreas sempre difficile. Precedente avevo fatto vedere come si scaricare con le previsioni di canale. E ora vi farò vedere sia come finirlo andate sul link che vi lascerò in descrizione. GTA Expert possiamo andare su tutto andate, scrivete qua GTA Expert e basta, normale GTA Expert come questo. Allora poi dovete cercare qua oppure lo stemma di GTA dentro, dove qua si aprirà questa pagina. Noi dobbiamo andare su salvataggi vi riuscirà a vedere. Poi dovete cliccare sul primo e ci sarà questo. Noi dobbiamo andare sotto, così, noi dobbiamo andare sotto e dobbiamo cliccare su dove, ok? E vi scaricherà questo. Io non l'ho ancora fatto, però non so che sia perché lo fai vedere il proprio link. Una volta fatto, ci cliccate sopra e vi uscirà questo file GTA SF3. Poi dobbiamo aprire una cartella adesso. Ok, devi andare su documenti, GTA San Andreas User File, clic, qua dentro in questa cartella GTA San Andreas User File dobbiamo prendere questo file GTA SP3 e lo mettiamo qua, ecco. Beh, vediamo accendiamo il GTA San Andreas. Ok, inizia partita, carica partita e sul testo salvataggio c'è scritto End of the Life. Questo qua sarà il salvataggio con tutto il gioco finito, però è un limite alla vita, non è limitata, però praticamente le munizioni scadono, però quando deve ricaricare si risolve tutto a capo quando sono limitate le munizioni. Quindi c'è soltanto un trucchetto tra parentesi per le munizioni e con delle armi che sfidano là e con dei vestiti nuovi sfidano. È durato un po' più poco, guarda, spero di essere stato d'aiuto. Scrivete e mettete mi piace, ciao e alla prossima.